Noi stiamo lavorando da ormai 2 anni intensamente per quello che è la manutenzione del territorio. La manutenzione del territorio non si fa facendo vedere gli operai, ma facendo delle progettazioni, portando a casa dei progetti e soprattutto andando poi a ricercare delle risorse sia nel bilancio comunale sia quelle risorse che possono riperire presso la Regione o presso lo Stato. Ribatte così Biagio Giannone, assessore alle opere pubbliche del Comune di Belluno, alle polemiche feroci dei cittadini e agli attacchi dell'opposizione scatenate dalla poca cura del territorio. Le promesse, dicono i detrattori, sono cadute una ad una e la reazione non si è fatta attendere. Martedì una squadra di operai ha fatto la sua comparsa al cimitero urbano di Prade, infestato dall'erba alta, e, spiega Giannone, sono in fase di attuazione alcuni progetti di reggimentazione idraulica attesi da tempo. Via Pietriboni, a breve risolveremo un problema di reggimentazione idraulica. Stiamo lavorando sulla progettazione di Vignole, anche lì un problema annoso, non deputato a Vaia, però un problema annoso che sto prendendo per mano e che vorrei risolvere perché i cittadini ci stanno chiedendo questo e hanno perfettamente ragione. Lavori in vista anche in via Garibaldi, che va sott'acqua ad ogni temporale, sulle frane a Borgo Pra, in via San Francesco e nella zona dell'aeroporto a ridosso del Piave. E poi c'è il problema delle asfaltature di strade e marciapiedi, un percorso a ostacoli che deve fare i conti con i fondi a disposizione. Risorse assegnate al mio assessorato sono poche, io quest'anno ho 250.000 euro sugli asfalti, partiremo spero a ottobre perché abbiamo avuto un problema burocratico con le asfaltature, apriremo 14 cantieri, saremo a Castion, Cavarzano, Borgo Piave.